campo principale di tutto il calcio, minuto per minuto, lo stadio Stirpe per Frosinone Perugia. C'è Francesco Repice. E ci sono 12.000 spettatori allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, perché il Frosinone vuole continuare a viaggiare in vetta alla classifica, perché vuole soprattutto tenere a debita distanza o perlomeno continuare a camminare a braccetto con l'Empoli delle meraviglie. Ed allora tanto tifo, tanti spettatori e tanto calore a tutta la squadra gialla-azzurra, anche perché quest'oggi Longo, il tecnico della squadra di casa, ha deciso di mettere in campo qualche novità importante. Andiamo con ordine: queste sono le formazioni: Vigorito tra i pali nel Frosinone, Brighenti, Ariaudo e Kraic in difesa, Ciofani, Cipsa, Maiello e Beghetto in mezzo al campo. Lì davanti agiranno Soddimo, Ciano e Ciofani. Insomma, tante novità, soprattutto l'esclusione di Dionisi, che ha fatto molto parlare qui ad inizio partita, all'immediata vigilia del calcio d'inizio. Per quello che riguarda il Perugia, il 3-5-2 di Roberto Breda con Di Carmine e Cerri. Lì davanti in mezzo al campo agiranno Pagliaz con Bandinelli, Colombatto, Gustafsson e Mustacchio in difesa, Del Preta, Volte e Magnani, tutti davanti alle ali. A dirigere la partita il signor Ghersini della sezione di Genova, squadre ancora negli spogliatoi e lì nello studio. Sulla corsia di sinistra ora il numero 11 Beghetto, che punta l'avversario, potrebbe andare al cross, mette palla sul destro, il traversone che parte, allontana la difesa delle Perugia, anche se con qualche imbarazzo non riesce sicuramente a spazzare la prova. Tre quarti campo la formazione Umbra. Allora ancora Beghetto dalla corsia di sinistra, salta l'avversario, mette in mezzo il traversone, ancora una volta la difesa Umbra che rinvia. Poi c'è un tentativo dalla distanza con una finta del numero 8 con la sfera che va a lambire il palo alla sinistra della formazione ospite. Si trattava di Maiello, che dopo un dribbling a rientrare da circa 18 metri ha pennellato l'interno destro verso il palo più lontano, pallone che si è spento sul fondo a meno di mezzo metro dal montante della porta difesa, in questa occasione da Oleali, che sembrava assolutamente fuori causa. Non cambia il parziale allo stadio Stirpe di Frosinone, 7 minuti sul cronometro nel primo tempo, Frosinone 0 Perugia 0 Cittadella. 8 minuti anche al Liberati, Ternana 0 Bari 1, dunque Bari subito Frosinone in vantaggio, esattamente al 9° minuto nel corso del primo tempo cambia il parziale allo stadio Stirpe. Ha segnato il Frosinone, ha segnato Soddimo, che pochi istanti fa aveva mancato la rete del vantaggio per una prodezza del portiere Leali, e quindi 9° minuto a Frosinone 1 Perugia 0 e linea di nuovo a te. D'accordo, grazie Repice. Torniamo a Frosinone. Per ribadirvi il vantaggio della formazione di casa, maturato al 9° minuto grazie alla rete di Soddimo che qualche istante prima sul traversone da calcio di punizione di Ciano aveva cercato dall'altezza del secondo palo di bucare il portiere avversario. Vigorito era rientrato al centro della propria porta, aveva respinto in angolo sul corner, pallone che schizza sulla corsia di sinistra, arriva Beghetto a rimettere in mezzo un traversone verso il secondo palo. Ancora c'è l'assistenza di Daniele Ciofani per Soddimo, che batte di destro, forse una deviazione all'interno dell'area di rigore, ma comunque traiettoria che va a beffare l'estremo difensore della formazione Umbra. Passano pochi istanti e si ripete Beghetto con il cross in mezzo, questa volta per Ciano, che conclude di prima intenzione verso il primo palo. L'estremo difensore del Perugia questa volta riesce a mantenere il pallone praticamente tra sé e la linea di porta e il palo alla sua destra, e riesce a salvare il raddoppio da parte del Frosinone, che insiste e va adesso a disimpegnarsi con un tiro dalla bandierina che partirà da destra. C'è Ciano interno del piede sinistro, traiettoria di rientrare rispetto alla porta avversaria, c'è qualche attimo di attesa perché c'è qualche scaramuccia di troppo all'interno dei 16 metri del Perugia, lì dove crediamo addirittura De Cesare sia finito a terra nel contatto con un avversario, Daniele Ciofani per l'esattezza, lui che è sempre molto alto, molto e forte fisicamente. I due peraltro hanno avuto qualcosa da dirsi in precedenza in occasione del calcio di punizione che poi ha portato all'azione e allo sviluppo della quale è arrivato il gol del Frosinone. Parte il cross in mezzo, ancora una mischia e la palla che rimane tra le braccia incredibilmente di Leali, e che è riuscito in qualche modo a tenerla lì dopo il colpo di testa del numero 23 della formazione di casa, anzi il numero di Brighenti, che aveva toccato veramente a pochi metri dalla porta del Perugia. Attenzione, Perugia con solo in area di rigore, la conclusione della rete, il pareggio del Perugia esattamente al minuto 14 nel corso del primo tempo. È arrivato il pareggio del Perugia con Cerri, che è stato imbeccato solitario in area di rigore, è riuscito ad attendere l'uscita del portiere avversario, si trattava di Vigorito, e ha messo il pallone alle spalle di quest'ultimo con un preciso diagonale da non più di 4 metri. Nuovamente parità quindi allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Alla rete di Soddimo ha risposto Cerri esattamente al minuto 14. Siamo 1-1 tra Frosinone e Perugia, partita bellissima, la linea può tornare a Cittadella. Frosinone Perugia.
Cipsa attacca il Frosinone, siamo al minuto 27, 1-1 tra Frosinone e Perugia, poi Maiello va in aria per Matteo Ciofani, il colpo di testa da posizione regolare, la parata questa volta facile di Leali che all'altezza del 22esimo si è disimpegnato grazie ad una super parata sul colpo di testa di Ciano, che aveva indirizzato il pallone inesorabilmente verso l'incrocio dei pali alla sinistra dell'estremo difensore del Perugia, con un balzo e le dita della mano sinistra a mettere il pallone in angolo. Insomma, grande opportunità per il Frosinone per andare al gol del raddoppio. Perugia però che sta continuando a giocare, preferisce le sortite sulla corsia di destra, lì dove Cerri e Di Cesare stanno in qualche modo, grazie all'arrivo del numero 9 Mustacchio, creando qualche difficoltà alla difesa avversaria ed in particolare a Kranic, che si trova in qualche difficoltà appunto sulle sortite degli avversari. Siamo al 32esimo minuto nel corso del primo tempo a Frosinone, ancora 1-1 tra Frosinone e Perugia, ma alla mezz'ora altra opportunità clamorosa per la squadra di casa, ancora Soddimo da 30 metri con il sinistro, una fiondata incredibile che è andata a stamparsi sul palo all'incrocio dei pali alla destra di Leali, che questa volta sembrava inesorabilmente superato dalla traiettoria, ripetiamo, violenta e molto precisa imposta al pallone, impressa al pallone dal numero 10 della formazione di casa, che ripetiamo aveva portato proprio in vantaggio il Frosinone al 9° minuto. Poi c'è stato il pareggio al 13° di Cerri. Frosinone che fa la partita, Perugia che prova ad andarsene sulle corsie esterne nelle rare ripartenze che gli vengono concesse dalla squadra allenata da Longo. Riepiloghiamo allora la situazione con un giro veloce per ricordare soltanto minuto e punteggio. Frosinone oltre al minuto e il punteggio, il minuto è il 40esimo, anzi il 41esimo, e il punteggio è fermo sull'1-1. Vi diciamo che il Frosinone in 10 uomini, espulsione, rosso diretto per quello che fino a questo momento era stato il migliore in campo. Soddimo è andato a calpestare letteralmente Colombato sotto gli occhi dell'arbitro, che è stato il rosso diretto all'indirizzo del numero 10 della squadra del Frosinone, che giocherà da qui al termine della partita in inferiorità numerica. Siamo al 41esimo in questo istante. Frosinone 1, Perugia 1, Cittadella. 41 e 30 secondi per esattezza nel corso del primo tempo. Vi dicevamo quindi dell'1-1, del parziale di parità che permane per effetto delle reti segnate al 9° da Soddimo e al 13° da Cerri. Soddimo che però pochi istanti fa, come raccontatovi nel collegamento precedente, è dovuto ritornare anzitempo negli spogliatoi. Rosso diretto per lui all'altezza del fronte destro dell'attacco delle Frosinone, va a contendere un pallone a Colombato che glielo porta via, prima strattonata da dietro e poi ha camminato letteralmente sul giocatore avversario, il numero 10 delle Frosinone. L'arbitro lì a due passi non ha potuto far altro che estrarre il rosso diretto, e quindi Frosinone in 10 uomini da qui al termine della partita. Una Frosinone che aveva costruito almeno 3 chiare, limpide opportunità da rete, oltre a quella segnata dalla Soddimo. Lo stesso Soddimo aveva colpito un palo clamoroso pochi minuti fa all'altezza della mezz'ora, ma poi quanto è successo appunto nel minuto 39 a cavallo tra il 39esimo e il 40esimo ha macchiato, ha rovinato inevitabilmente la partita di un giocatore che fino a questo momento era stato il migliore in campo. Frosinone. Siamo al 4° minuto, il Perugia può andare a battere un calcio d'angolo dalla sinistra con Prace, il giocatore croato della formazione umbra, da sinistra, intendo del piede sinistro e traiettoria di uscire rispetto ai pali della porta, difesa da un Vigorito che dopo 30 secondi dall'inizio della ripresa ha dovuto esprimersi con un grande intervento. La conclusione del solito Cerri dal limite alla direzione in angolo dell'estremo difensore Frosinone, batte il corner, il Perugia allontana la difesa del Frosinone. Luperchi, il raddoppio del Perugia con Mustacchio esattamente al 29esimo minuto, cambia il parziale ancora allo stadio Benito Stirpe, è passato in vantaggio il Perugia con Mustacchio. Siamo al 29esimo e la linea credo che adesso possa tornare proprio al collega che stava parlando, Cittadella. A Cittadella. Andiamo a Frosinone fino al termine. Siamo al 46esimo e 50 secondi di gioco nel corso del secondo tempo, ancora il Perugia in avanti, in vantaggio sul Frosinone per 2-1. Ora c'è un fallo in area di rigore e del Perugia con la calcio di punizione assegnato alla formazione ospite, girando la Vicambi, ma adesso è anche una corrida il finale di questa partita, perché ovviamente non si fanno complimenti su un versante e su un altro. È entrato anche Nura, giocatore di scuola Roma nel Perugia, proprio a cercare in qualche modo di tenere il pallone il più possibile lontano dalla propria area di rigore, e ci sono le proteste del pubblico di casa che adesso sta sollecitando il direttore di gara a far riprendere il gioco in maniera veloce. Siamo al 47esimo e 30 secondi, un minuto e mezzo al termine della partita.
partita che la Perugia sta conducendo per 2-1, lo ricordiamo, il Frosinone dal 40esimo del primo tempo in 10 uomini, quando stava letteralmente dominando la partita. Soddimo, proprio lui il mattatore, autore della rete, di un palo di giocate sontuose, si è fatto buttare fuori, cartellino rosso diretto per lui per un'ingenuità, per una reazione assolutamente inspiegabile all'altezza della tre quarti campo ai danni di un avversario. Ora Cerri è l'autore della rete del pareggio del Perugia dopo la rete di Soddimo, che mantiene il pallone tra i piedi, lo serve a Buonaiuto, il passaggio centrale, Gustafsson all'altezza dei 25 metri prova a far proseguire un suo compagno di squadra che viene fermato, ma siamo al 48esimo e 10 secondi, oramai il Perugia vede vicinissima la vittoria esterna sul terreno della capolista del Frosinone. Gustafsson si ferma, dà all'indietro per i compagni di squadra, il pacchetto arretrato per la conclusione della rete che chiude la partita, quella di Buonaiuto per il 3-1 finale. Gol bellissimo, dobbiamo dire, girata improvvisa dal cuore dell'area di rigore del Frosinone, sotto la traversa, le proteste ancora dei giocatori del Frosinone all'indirizzo del direttore di gara, che in occasione del raddoppio del Perugia aveva lasciato andare probabilmente una spinta all'indirizzo di Ciano, che era terminato a terra. L'azione poi era proseguita, il contropiede del Perugia e il gol del 2-1, ora quello del 3-1 con Buonaiuto che chiude di fatto i giochi, perché siamo al 48esimo e 50 secondi nel corso della ripresa. Pareggio dell'Empoli, scusa Repice, clamoroso gol di Bennacer al quarto minuto di recuperazione personale in piena area, cambia risultato, i giocatori del Cittadella a terra disperati. Cittadella 1, Empoli 0, ha pareggiato Bennacer. A te. E quindi il pareggio dell'Empoli, che allunga di fatto sul Frosinone, sconfitto in casa, allunga di un solo punto, d'accordo, ma è una giornata particolare questa per il Frosinone, sconfitto in casa. Scusa Repice, è terminata la partita allo Stadio Adriatico, Pescara e Cremonese 0-0, a te la linea. D'accordo Monaco, dicevamo quindi di questa vittoria esterna delle Perugia che condanna il Frosinone, forse al di là dei suoi demeriti, un Frosinone che ha giocato per più di un tempo in inferiorità numerica e si è visto allontanare dal terreno di gioco mentre è finita la partita, e quindi vi ufficializziamo la vittoria del Perugia per 3-1 qui a Frosinone. Ancora un cartellino rosso, attenzione nel finale all'indirizzo di Terranova, crediamo con il numero 26, tutti ce l'hanno con il direttore di gara, tutti ce l'hanno con il signor Ghersini e della sezione di Genova. A me non resta che riepilogare quanto accaduto. Prima di tutto confermarvi che il Perugia ha battuto il Frosinone per 3-1, un Frosinone che era andato in vantaggio con Soddimo al 9 minuto del primo tempo, il pareggio al 13esimo di Cerri, l'espulsione di Soddimo al 40esimo e poi nella ripresa al 29esimo Mustacchio per il Perugia e il punto esclamativo messo allo scadere al 48esimo e 30 secondi dal termine e della partita da Buonaiuto. Qui a Frosinone, quindi al Benito Stirpe, Perugia batte Frosinone 3-1 e linea che può tornare a questo punto, crediamo, proprio a Cittadella.